Ce lo prepariamo qualcosa per spuzzuliare dei bocconcini gusto pomodoro. Cioè, ma è un impasto non morbidissimo, di più. Che dite? Mm? Sono buonissimi. Andiamo? Andiamo, andiamo. Acqua, un cucchiaino di zucchero, lievito di birra fresco e mescoliamo. Aggiungo 2 cucchiai di concentrato di pomodoro. Mescoliamo. Aggiungo l'olio. Ho aggiunto l'olio, metà aglio, origano. Come sempre vi ricordo che non vi autorizzo a pubblicare i miei video su altre pagine perché io ho solo questa pagina qua. Questa sarà una cosa che dirò spesso perché 00. Mescoliamo. Aggiungo il sale. E vi verrà un panetto così morbido morbido. Eccolo qua, deve essere così. Questo qua lo rimettiamo qua, copro e faccio raddoppiare. Eccolo qua raddoppiato, è stato un paio d'ore a temperatura calda. Ci aiutiamo con un po' di farina così e dobbiamo stendere il tutto così. Un impasto bello morbido morbido. Io lo stendo su carta da forno perché dopo lo lascio direttamente qua, così non dobbiamo spostare il tutto. Vedi, capito? Diciamo, come si può notare, non so geometra, non sarà mai tutto quanto uguale. Ecco qua. A questo punto dobbiamo tagliare. Eccoli qua, una volta che li abbiamo tagliati li passiamo su una teglia e li faccio stare una mezz'oretta e poi li inforniamo. Trascorsa una mezz'oretta ho acceso il forno 180 gradi ventilato e in forno 20-25 minuti e sono pronti. Li lasciamo raffreddare, provateli.